Rimane ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime all'Angelo di Mestre Alberto Antonello, il 19enne di Castelfranco Veneto, che ieri mattina era alla guida della Mercedes classe A uscita di strada a Musile di Piave, dove ha trovato la morte la fidanzata Giulia Zandarin, 18 anni appena, anche lei di Castelfranco. La famiglia di Alberto, nota perché dal viaggio di Papa Franco con l'altro figlio autistico sono stati realizzati il libro di Hervas e il film di Salvatores, è chiusa nel silenzio e nell'angoscia. L'unico pensiero ora è che il ragazzo ce la faccia, ma il 19enne rischia anche di essere indagato per omicidio stradale dopo una notte che in molti hanno definito shock. In 6 erano saliti in auto per andare a festeggiare in discoteca a Jesolo la notte di Halloween. Fermati dalla polizia, Alberto al volante era stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, tanto era bastato per ritirargli la patente. Gli agenti gli avevano consegnato il permesso per rientrare a casa, ma i ragazzi sono comunque andati in discoteca. Al mattino a Musile la tragica uscita di strada con l'auto finita contro un albero. I primi rilievi sul ragazzo hanno stabilito che aveva assunto alcol, un caso che ha sconvolto la comunità di Castelfranco, dove entrambe le famiglie sono molto conosciute. Una tragedia che sconvolge la città tutta, e le parole che mi sento di dire in questo momento è che porto la mia vicinanza della città alla famiglia di Giulia. Persone per bene, sono una bella famiglia, ma siamo sconvolti veramente da questa notizia. Una notte di festa finita tragicamente, e il pensiero va a un'altra strage di ragazzi, quella di luglio, in cui morirono proprio a Jesolo 3 giovani di Musile e uno di San Donà. Dopo quella strage i controlli sono stati intensificati e proprio in uno di questi si è imbattuto Alberto l'altra notte, ma non è bastato a evitare una nuova vittima.